viene la pistola pure. Va bene. Ma poi non c'è più niente, può stare sereno. Mamma, tu hai ragione. Però capisci e comprendi anche che significa crescere senza un padre nei momenti più delicati e importanti della vita. Ma voi, perché sciupate la vita così? Zitta dai sani, zitta! Se parole sempre non ce ne vedo! Alza le mani, non ti può! Stai fermo! Stai fermo! Tommaso, ma ti sembra che sono pazzo io? Oggi sappiamo che ho ucciso lo zio Pino e vai tranquillo che quei bastardi la devono pagare amaramente e nasciucamo. Va l'inferno infame! Fate schifo tutti! Non mi devi toccare, mi fai schifo, non mi fai schifo! Nick, amore! Amore! Tutta la verità. Questa cosa va bene. Quindi, niente. Annunciamo l'arrivo del viceré di Palermo! E questo è l'antipasto. Ecco qua! Bella, carino! Aspetta a me che ci metto. Oh, piccio! C'è un militare che sta facendo fotografie! La partecipazione di una cittadinanza ad una messa. Noi siamo onesti. Io mi deve credere, signor giudice, io lo dico con quest'ora con tanto di cuore in mano. Conoscete? Allora, scusatemi un minuto. Io voglio interrompere tutti. Lei lo conosce qual è oggi veramente il triangolo del progresso? È la perfezione. Abbiamo la penicillina da un lato, lo sciatto e qui la cintura di castità. Ora lei lo sa, quali sono i principi che io ti ho inculcato? Uno, Inculcato, sì, no, inculcare nel senso uno, la famiglia è sabia. Due, il marito è tutto. Poi la donna deve stare a casa a pulire. lo vedi che lo sai? Oh, lo vedi? Lo sa, lo sa. ma non si E io vergogna, signor con questi principi ho costruito una grande figura di una signora. Ha costruito una Con figura. la S maiuscola, una signora. Che sta a casa. No, che sta a casa a pulire, perché ci sono le due Filippine a casa a pulire. Ma il discorso qual è? No, lei gestisce la casa, ma io gli davo anche le sue libertà. Sì, lei, sì, certo. Lei andava con l'amica in farmacia, Accompagnata sempre, signor giudice. dico, a comprare il pane al panificio, dico, non aveva la libertà con mia madre, andavano insieme a fare la spesa. Poi, piano piano, visto che cosa è successo, piano piano, ho visto che lei voleva iniziare ad avere delle libertà in più. Voleva andare al bar con l'amica, voleva andare la sera in pizzeria, vedersi al bar. Allora, Giovanni, mi sembra normale, con 23 anni, signor giudice. Io che ho fatto? Mi sono adeguato alla sua mentalità e io ho concesso Allora, tutto ciò. Dove sei andato? Allora, ascoltami una cosa. Vieni qua, abbiamo. Signor giudice.
cos'è il discorso qui? Che lei ha creato, ha messo in piedi questa grande piramide, perché, glielo dico, perché essendo noi una famiglia benestante, oggi lei si è presentata così ben vestita, una bella donna, dico con una goggia si presenta con la donna, vabbè, come una donna, comunque, lei da me Cammina, che se la merrovi! No, non tornavo. Io sono tornato solo per liberarmi di lui, perché io quando esco con i miei amici a lui non lo voglio più in mezzo ai piedi. Non lo voglio più perché ogni volta con lui mi deridono, la mia ragazza mi guarda con occhi diversi. Questo di qua la mia dignità me la distrugge in 2 secondi, è un malato. Io non lo voglio più in mezzo ai piedi, io devo camminare solo, devo essere libero, devo essere. Bastardo! Nuzio! Ma perché hai sparato? Michele, ma tu stai parlando! Oddio, tu stai parlando! Dai sbirro! Solo chi resta abbassa la cresta. Ehi tu, questi problemi non ce l'hai. C'è papà che ti toglie dai guai. Una paga sulla spalla e tutto passa. Sirene blu, tutti giù. La pirata la fucking blow for life. Su 4 quarti con ghiaccio, piango sarte ed è festa. Qui regna solo chi resta abbassa la cresta, man. Se gli angeli ci guardano, i ricchi fanno festa. Gaspare, già al supermercato ci ho pensato io. Ora ci dobbiamo occupare della gioielleria. E siccome in gioielleria lavorano sempre molto bene, noi siamo a posto. A posto. Andiamo. Ho la tellover, padrone, ho la testa sempre ai femmine, ce l'ha a pensare a travagliare, a fare picciole. Ma... non ti scanti me? Ma come chiasse? Ora te lo zucchero qua, non ti scante me, non ti scante, Benvenuti alla 12ª edizione del Festival Internazionale del Cinema Corto, Tulipani di Seta Nera. Siamo al Teatro Brancaccio e stiamo per dare i 4 premi finali. Il premio del corto più visto su Rai Cinema Channel, il premio decretato dalla giuria di varietà, il migliore esordiente, il nostro sorriso diverso e il miglior cortometraggio in assoluto. È un'iniziativa molto bella, un'iniziativa che unisce l'arte, la cultura e l'impegno sociale e credo insomma che sia un modo molto bello anche di far veicolare tanti messaggi importanti che forse in altri ambiti sarebbe più difficile far arrivare al grande pubblico. Il bello di questo festival è che racconta davvero con il mondo del cinema le tematiche sociali. Mi piace che ci sia qualcosa da fare per i giovani, mi piace il tema di quest'anno, un tema importante, il tema della diversità, dell'importanza della diversità. Io penso che sia sempre giusto esserci. Bisognerebbe tornare a impossessarsi dell'anima del bambino, perché il bambino ha un sorriso talmente ingenuo, talmente onesto, talmente puro, non vede la diversità. Siamo contenti di essere arrivati fino a qui e di avere vinto il primo posto e sono emozionato, c'è tanta emozione. Tocchi, facci piano. Non ti preoccupare. Facci piano. Sono un pezzo in merda! Non ne si trova che mi porta! Babbiare!
Sì, perché pensavo a risparmiare, avevo acquistato degli integratori, delle vitamine per fare attività sportiva. E quindi le hai presi. Vabbè, Sì. però non ti è successo No, niente, non mi è successo non è niente. detto. Sono qui. Sei qui. Io spesso perché so che fanno bene, prima non mi piacevano quando ero bambino, però poi la mamma Quindi mi ha ha ragione Spadoni. imparato a mangiarlo. Tranquillo, sereno, sono soltanto polvere che si dissolve al vento. Uvereto, sei un pezzo in merda, sei come attoffiate. Vi piace parlare chi sbenne, Vi piace io? E ora te faccio fare a fine chi da confice toffiate. Uccidimi, vi assicuro che la vostra vita sarà peggio della mia morte. Agni adesso che fine fatti? Avevamo un parere, se cominciamo. Oggi io ho un test di prova per gli amici del Sud America. Se questa qui sarà di loro gradimento, noi la faremo arrivare in quantitativi industriali in tutto il Sud America. Io lo so che a voi la roba non vi manca, però questa di qua è marchio Gaetano Scalisci. Rapporto qualità-prezzo ottimo. Carmela, ed eccoci qui. Gaetano, Giovanni, vi stavo aspettando. Come potete vedere qui la richiesta è tanta e certe volte i ragazzi non si possono tenere. Ecco a te, come richiesto. Mi fa piacere che gli affari vanno sempre alla grande e si lavora bene. Questo è per te. E questo è per te. Perfetto. Carmelo, tutto a posto. Fatti sentire al più presto. Sarà fatto. Carmelo, ci vediamo. Che stai facendo? Ho preso di qui apposta, perché ho bisogno di un po' di tranquillità. E te venisse a fumare qua? Mi fermo il tempo che sto un po' qua e poi ripartiamo. La fai su culo parti.